Quando è che hai deciso di fare l'imprenditore? Ma io, secondo me, quando la mammina, la lavatrice, mi ha fatto nascere, e io sono nato in una famiglia di imprenditori, mio padre aspettava il figlio maschio per dare continuità anche all'azienda, perché allora c'era questa cosa, questa usanza, questa volontà che il figlio maschio dovesse continuare, quindi il mio destino è stato segnato. Infatti dopo l'università, dopo la scuola superiore, all'università mio padre mi ha richiamato in azienda e mi ha fatto scegliere, io ho scelto di restare in azienda. Sei contento della scelta che hai fatto o no? Ma sicuramente oggi, guardando indietro, è una scelta che è stata veramente soddisfacente, sia per i risultati che ho ottenuto, sia per, diciamo, non solo i risultati, ma per quello che ho fatto nel sociale, cioè dare tanti posti di lavoro regolari, posti di lavoro a gente che in questa zona diciamo, non aveva tante chance, non c'è tanta offerta di lavoro, e quindi poi la possibilità di portare un'azienda da pochi miliardi di lire all'ora di fatturato ad un risultato di 70 milioni di euro, ma soprattutto con delle presenze in tutto il territorio nazionale e all'estero. Io ricevo tante foto da calabresi che vanno nei posti più disparati all'estero e mi mandano le foto col prodotto che vedono nel supermercato. Sei un testardo, sei, letteralmente. Ma io sono un calabrese, mi reputo un calabrese doc, e quindi con questa caratteristica anche di avere la testa dura, e tant'è vero che 10 anni fa avevo tentato questa esperienza, adesso ritentato, diciamo, da quelle che sono state le domande, non la costrizione, ma le domande di tanti ragazzi, soprattutto gli ultimi due di un istituto di Catanzaro, che mi hanno detto se io mi sentivo responsabile di questa situazione, se io avessi potuto fare di più e non l'ho fatto. Questo mi ha fatto riflettere una settimana e poi il giorno 30 sono capitolato, ho detto sì, scendo in campo perché non posso girarmi dall'altro lato. Senti, quanto conta per te la politica? Ma per me non è una questione di politica, per me conta il disagio che vivono i calabresi, per me conta la mancanza di libertà che hanno i calabresi sulla propria terra, per me contano tutti questi disagi, sanità, infrastrutture, strade interrotte da anni e gente che è costretta ad andare a lavoro, tipo gli operai della Mangiatorella devono fare 110 km al giorno perché c'è una strada interrotta da anni. Per me è questo il problema, non è tanto la politica o la voglia di fare politica. Senti, ma ti senti tagliato per fare politica? No, per fare politica non mi sento tagliato, io mi sento per fare tagliatissimo, per fare ascolto con la gente, esaminare quelle che sono tutte le problematiche e poi con la squadra di governo della giunta regionale cercare di risolvere questi problemi. Questa è la mia mission. Senti, amici ne hai? Tantissimi. Ma sono amici tantissimi, 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 tantissimi. Reputo anche persone che appena conosco, reputo amici perché vedo il loro trasporto verso di me in questi giorni, quindi capisco che non è solamente una conoscenza, ma c'è tanto sentimento. Ma l'amicizia, cioè le persone stanno vicino per quello che rappresenti o perché sono affezionati a Pippo Callipo, l'uomo, non l'imprenditore? Non stanno vicino a me per godere di benefici, per godere di posti di lavoro o per qualche altro motivo di interesse personale, perché sanno che io negli anni, in questi 50 anni di attività in Calabria, non ho mai dato spazio a queste cose, a raccomandazioni o altro, quindi mi conoscono molto bene. Stanno vicino a me perché mi vogliono bene, perché sanno come la penso. In questo momento sanno che se io faccio questo sacrificio di candidarmi al governatore della Calabria, vado veramente per gestire i problemi dei calabresi e non vado certamente per velleità personale di fare il governatore, per uno stipendio che non percepirò e per tutto il resto. Senti, sei cattolico? Sì, non molto praticante, ma credo moltissimo, dico le mie preghiere, però purtroppo non sono praticante. Hai una persona con la quale ti confronti, a cui racconti le tue cose più intime? Ho una persona, è un prete abbastanza giovane, col quale abbiamo un bel dialogo,
sì. Ce l'hai, insomma. Sì. Sei uno che È un conforto, è una persona che mi aiuta quando ci sono delle cose difficili, mi ha aiutato anche in questa scelta, non mi ha spinto né ad accettare. Quindi lo hai raccontato subito a lui questo? Sì, questa crisi di coscienza che ho avuto che mi hanno fatto venire questi ragazzi. Senti, tu se dovessi ripercorrere le tappe della tua vita, no? C'è qualcosa che ti rimproveri, che non avresti fatto, per esempio? Così non mi viene in mente niente, forse avrei fatto di più, però sono contento di quello che ho fatto, perché pur facendo appunto tutto quello che ho fatto sono riuscito a mantenere la libertà, e la libertà è la cosa più bella nella vita. Ecco perché io dico ai calabresi: io mi batterò perché voi siate liberi di godere dei vostri diritti, dei diritti che sancisce la Costituzione, il diritto ad avere la visita medica per chi sta male, il diritto allo studio, di andare in scuole sicure, il diritto di poter trovare posto qui e non appena laureati o appena finita la scuola media superiore pensare di andare fuori se uno vuole farsi una famiglia. E quindi qui non c'è questa possibilità. Sei uno che legge? Poco purtroppo, poco perché non ho il tempo. Mi sono occupato sempre delle aziende, dei problemi delle persone, dei problemi dei miei dipendenti, perché... Non hai il tempo di andare al cinema? Teatro? No, raramente. Una mia nuora mi ha strappato 2 o 3 volte ad andare al cinema, ma purtroppo non ho questa e sei tutto il giorno concentrato sul lavoro? Ma quasi tutto il giorno, perché dalla mattina dalle 8:30, 9 fino alla sera alle 21 gestire a Pizzo, Maierato, nella provincia di Vibo Valentia, 4 aziende, in più un'importante squadra di pallavolo che milita nel massimo campionato di Superlega, ed è un orgoglio per la Calabria avere a Vibo Valentia una cosa che non hanno a Napoli, che non hanno a Bari, che non hanno a Palermo. Ho degli ottimi collaboratori, ovviamente. Se tu dovessi descrivere Pippo Callipo, che cosa è? Una persona normale che si impegna. Che significa una persona normale? Una persona che fa? Una persona lavora, pensa alla famiglia. Lavora, pensa alla famiglia, pensa a qualche ora di sport, ma poi pensa al prossimo. Cioè non pensa solo a chiudersi. Quindi non sei un egoista? Assolutamente no, io caratterialmente, anzi, tutt'altro, così mi definisco. Che cos'è il denaro per te, Pippo? È uno strumento necessario per vivere, per realizzare progetti, per diciamo, soddisfare alcune esigenze personali, ma soprattutto per creare agli altri possibilità di sopravvivenza, di vivere e di stare bene. Ma la moneta ha un valore per te, il denaro ha un valore? Sì, ha un valore. Questo valore, tu gli dai peso, diciamo, al denaro? Ma non do peso per quello che serve. Non ho cose di lusso, non ho yacht, non ho macchine. Cioè, per me il denaro non serve a questo, serve appunto per soddisfare quelle che sono delle esigenze personali, ma familiari, ma soprattutto quello per reinvestire. Quello che ho guadagnato, e ho guadagnato soldi in questi anni, sempre regolarmente, pagando le tasse e con tutti i crismi che sono previsti dalle leggi fiscali e non fiscali. E quindi tutto questo poi l'ho reinvestito. Tant'è vero che ho creato questa bella azienda che è Popineres, ho creato la gelateria, ho creato questa squadra di volley che è sostenuta solo ed esclusivamente dalla Callipo Tonno. Quindi voglio dire, ecco, questa è una grande soddisfazione. Sei uno che si non ti inviterò mai su un yacht per fare il giro della costa, magari lo noleggeremo, però io non ce l'ho. Senti, ti commuovi tu? Sei uno che si commuove? Spesso purtroppo, e questo me lo dicono che... E l'ultima volta che ti è capitato? Ieri sera, sul palco. Ma ti sei commosso? Senti l'emozione forte, sì. Al di là, diciamo, della politica? No, al di là della politica, trattando alcuni argomenti molto sensibili, molto, diciamo, che stanno a cuore a me e a tantissimi calabresi,
secondo me non si può passare così come una cosa inosservata, come una cosa raccontata di un programma elettorale. E quindi anche ieri sera sul palco con Zingaretti in un passaggio sui giovani mi sono commosso. Quindi ti commuovi spesso? Mi commuovo quando mi viene. Ed è liberatorio per te questo, no? Non è liberatorio, cercherei di frenarlo, però non ci riesci. La commozione viene da dentro, la commozione viene dall'anima, dal cuore, e quindi non è una cosa che si può gestire. C'è un passaggio della tua vita per il quale vai fiero, orgoglioso, al di là di quello che hai costruito, al di là di quello che hai fatto, dei beni materiali, qualcosa di emozionante, di forte? Per esempio quando il Presidente della Repubblica mi ha insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro, che è una cosa veramente eccezionale, una cosa che io fra le altre cose non sapevo che stavano pensando a questo per me, e quindi è stata una cosa molto emozionante, una cosa molto selettiva, perché vanno a guardare, a esaminare tutte le generazioni, tutte le attività sul lavoro, quelle che sono delle condizioni molto particolari, e quella è stata una cosa per me molto emozionante. Lì hai pianto molto? Lì hai pianto, insomma? Non me lo ricordo. Senti, la famiglia quanto conta per te? La famiglia conta tutto, la famiglia per me è dove il luogo quando torno a casa che mi ritrovo con Giacinto, con Filippo Maria, con Cinzia, dove puoi dire senza rete tutte le problematiche, tutti i problemi. Quindi parli con i tuoi figli, parli con... Sicuramente, perché mio padre lo faceva con me, perché parlando trasmetti qualche cosa ai figli e i figli assorbono, perché non è tanto importante fare delle lezioni. Secondo me le lezioni che si fanno non sono granché, non sono molto produttive. Io ricordo in un convegno di tanti anni fa con i ragazzi di Stromboli, c'era davanti al tavolo lì dei relatori uno striscione che dicevano, fatto da loro, da questi ragazzi di Stromboli, c'era scritto educateci con l'esempio. E allora credo che la cosa migliore è questa, non è tanto fare delle lezioni, impartire delle lezioni ai giovani, ma diamo degli esempi, facciamo vedere come ci comportiamo noi, non diciamo non bisogna fare questo, non bisogna raccomandare, non bisogna fare, non bisogna... Il nonno è dobbiamo fare, facciamo così, io faccio così. C'è un insegnamento che ti è rimasto impresso, che hai come intercettato durante il tuo rapporto con tuo padre? Ma guarda, una cosa che mi è rimasta impressa è che con mio padre e mio nonno, perché io ho vissuto in simbiosi, no? La mia gioventù l'ho vissuta con mio padre, forse più vicino a mio nonno perché io ero il suo bastone della vecchiaia, lo accompagnavo con la macchina, no? E quindi stavo molto insieme a lui. E lui mi diceva sempre, mi parlava del rispetto per il prossimo. Oggi si chiama responsabilità sociale d'impresa, e io appunto faccio questo paragone tra quello che diceva mio nonno e al quale chiedevo ma che vuol dire prossimo, no? E lui mi diceva a partire dagli operai, dai dipendenti e da tutti quelli che si incontravano anche nel percorso che si faceva nell'azienda commercialmente, quindi clienti, fornitori, uffici pubblici. Dico sempre rispetto per il prossimo, e lui chiudeva in queste parole quello che oggi si chiama responsabilità sociale d'impresa, che appunto si fa anche un bilancio per dire quello che si fa, tutta la beneficenza che mio nonno faceva, la vicinanza alle associazioni che avevano bisogno per sopravvivere, ma che ancora oggi hanno bisogno di sopravvivere, perché purtroppo non c'è una politica sociale che preveda alcuni aiuti economici per queste associazioni che veramente fanno un grosso lavoro sul territorio. Sei severo con te stesso, Pippo? Sì, abbastanza severo con me stesso, però poi, ecco, se sbaglio lo so riconoscere,
e quindi chiedo sempre scusa anche ai miei collaboratori, perché capita a tutti di sbagliare, capita anche a me, non mi sento una persona infallibile. Ecco, io dico che bisogna avere però appunto il buon senso di capire quando l'altro ti sta dando un consiglio, quando l'altro, e l'altro dico il prossimo, ti sta dicendo una verità, ti sta dicendo una cosa che è giusta, deve avere la modestia di dire è vero, hai ragione tu. E questa è una forza per me. Tu hai una vita piena di successi, ma hai qualche volta sperimentato la sconfitta? E se l'hai sperimentata, come l'hai vissuta? Ma io guardo, di sconfitte onestamente non me ne ricordo, perché ci saranno state sicuramente, però i successi me li ricordo quasi tutti, ma i successi non è perché vengono così, tu la mattina ti affacci alla finestra, puff, e abbracci un successo. Io dico, abbiamo avuto tanti successi nell'azienda, però sono stati calcolati, sono stati diciamo, esaminati da persone, da competenti di quello che era l'argomento che si trattava, cioè di un capannone, quindi l'ingegnere, il tecnico, di quello che per la sicurezza, cioè voglio dire, nella vita bisogna, io non sono un tuttologo, non mi reputo tale, non ho la presunzione di sapere di tutto, però ho la capacità di capire qui ci vuole l'ingegnere, qui ci vuole il medico, qui ci vuole, ecco, perché io sono ragioniere, non ho studiato di più perché mio padre mi ha richiamato in azienda, però ho avuto piano piano, ho acquisito anche grazie ai miei collaboratori, perché io sono nato, cresciuto e ho maturato la mia esperienza con tutti i collaboratori. Abbiamo collaboratori che hanno 30 anni, 35 anni, noi li chiamiamo i senatori in azienda. Quindi qualsiasi cosa nuova, qualsiasi progetto nuovo, valutarlo prima bene e valutarlo con le persone giuste. E questo io che vorrei trasferire alla Regione. Cioè alla Regione bisogna fare prima l'ascolto. Si parlava di fare politica, dice no, qualcuno diceva degli avversari bisogna fare politica, la politica deve fare l'ascolto, gli altri devono gestire. Io non sono d'accordo con questa tecnica, io non vado a fare politica perché mi scoccerei e me ne ritornerei subito a casa. Io vado a gestire, e gestire cosa? I problemi, le problematiche, le difficoltà che vivono i calabresi. E allora lì bisogna prima fare l'ascolto e ascoltare qual è il problema, qual è la cosa, chiedere eventualmente a quelli del territorio se hanno delle soluzioni possibili che loro vedono e poi parlarne con i tecnici. Ecco perché io dico la mia squadra di governo in maggioranza sarà fatta da tecnici, perché l'ascolto sì, però poi il problema bisogna risolverlo e lo risolve il tecnico, non lo risolve il politico. Durante questa tua lunga esperienza imprenditoriale hai intercettato più volte la politica? Sempre, e si vive qua in mezzo di politica, però io sono andato sempre diritto. Allora ho ottenuto, perché mi avvalgo della legge, ho ottenuto il risultato, ovviamente invece se fossero state necessarie 30 giorni lo ottenevo in 60, in 90, però non sono mai andato, e lo dico adesso davanti a politici, a bussare alla porta di questo o di quello per ottenere una facilitazione o un'abbreviazione dei tempi. E oggi lo posso dire, questo vuol dire essere uomo libero, che non hai avuto mai bisogno per ottenere dei risultati di rivolgerti a queste persone. Oggi me l'avrebbero rinfacciato pesantemente. Quanto conta il merito per te? La meritocrazia è la mia parola. La meritocrazia è la parola che io dico sul mio stabilimento, sui miei locali, è scritto su in alto come parola chiave del successo, perché se le persone sono competenti, se le persone sono professionali, ti aiutano ad uscire da qualsiasi problema, ti risolvono qualsiasi problema. Invece purtroppo nel pubblico non è così, per il pubblico c'è stata molta raccomandazioni, comparaggi e non voglio andare oltre per dire altre parole, che sono stati messi lì però ignoranti, mortificando le professionalità. Questo è una cosa terribile, perché nei vari concorsi e nelle varie cose si è dato preferenza
a questi rapporti e non alla meritocrazia. E questi ragazzi li abbiamo tutti persi perché lavorano, però lavorano a Milano, a Torino, in Scozia, in Germania, e noi abbiamo perso, ci siamo impoveriti moltissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Senti, parli spesso di te, però gli sovrapponi l'azienda, quasi che tu non avessi una tua vita privata, quasi che tu non avessi un tuo spazio per far vivere Pippo Callipo, non l'imprenditore, non capo di un'azienda. Perché? Ma guarda, io ho trovato il mio modo di essere, il mio modo di vivere. Vivo in mezzo ai miei collaboratori, vivo loro la definiscono. Sei commosso. Mi è fregato. Loro la definiscono una grande famiglia e quindi Tu la vivi costantemente, continuamente. esatto, la vivo con loro, anche perché spesso vengo coinvolto da problemi Di ognuno di loro. privati, da problemi personali, familiari, e quindi Riusciresti a vivere lontano da questa terra? no. No, sono allontanato per brevissime vacanze e per pochi anni. Questa è una terra meravigliosa, una terra che offre tanto, gente meravigliosa, perché poi calabrese è gente meravigliosa, e non riuscirei ad andare fuori. Mi è stato chiesto una volta se io, dopo certi fatti, sarei andato fuori, mi fossi trasferito, però io allora ho detto no, io resto in Calabria, e da qui no. Ti definisci un uomo buono? Lo devono dire gli altri. Hai qualche amico d'infanzia, per esempio, che sta con te da sempre, con il quale hai condiviso? Siamo in 7, abbiamo un gruppo su Facebook, su WhatsApp, che è intitolato I Magnifici 7. Siamo 7 dall'età di 13 anni, dal primo ragioneria, perché io ho fatto le scuole medie fuori, in collegio. Ero così calmo che i miei non mi sopportavano. Mi avevano dato l'appellativo di terremoto. E quindi sono stato 3 anni in collegio. Quando sono tornato ho fatto il primo ragioneria a Vibo, ci siamo incontrati con questi altri 6 amici e siamo ancora insieme dopo 60 anni, perché ne abbiamo tutti 73, e siamo ancora insieme, ci vogliamo bene, non abbiamo avuto mai uno screzio, e almeno una volta al mese ci ritroviamo, ed è come se fosse quando avevamo 14 anni o 15 anni. Hanno avuto la stessa tua fortuna imprenditoriale? No, non sono imprenditori, è stato 2 professori di scuola, uno medico, un altro commercialista, insomma sono stati ma tutti tranquilli, tutta una vita regolare. C'è una cosa che ti dà fastidio nei rapporti umani? Ma guarda, l'ipocrisia è una cosa che non sopporto e che percepisco quando le persone hanno degli interessi, ti avvicinano per gli interessi, ti fanno degli elogi per interesse, e questa è una cosa che mi dà proprio fastidio e cerco proprio non riesco nemmeno a dargli confidenza, ecco, perché fortunatamente la percepisco. Hai un carattere forte? Beh, abbastanza, sì, anche se mi commuovo, anche Vabbè, se... quella è la parte emotiva, no? Ecco, però ho un carattere forte, deciso, ma tanto è vero che le decisioni che ho preso di combattere determinati ambienti, qui quel famoso trittico che se ne parlava già da 10, 15, 20 anni fa, che le associazioni deviate, la mafia con la penna, la mafia con la pistola, questo è il trittico che io credo
che abbia tenuto la Calabria in questa situazione di sottosviluppo, perché solamente così alcune persone, alcuni nani, come diceva Nicola Giunta, un poeta reggino, alcuni nani possono avere il sopravvento. Nicola Giunta diceva proprio nani sugnuiddi e buono a tutti i nani. Il tuo no è perentorio, è definitivo, un tuo no? Sì, se lo dico adesso, è perentorio adesso, però se dopo un po' di tempo qualcuno mi fa ragionare e mi dice guarda che quel no poteva essere, io sono pronto a dire è vero e lo possiamo trasformare, cioè non è lo porto avanti perché ho detto no e lo porto avanti a spada tratta fino alla fine, fino alla morte. Ma tu sei disposto a perdonare, diciamo? Ma sicuramente, sì. Ho perdonato nella mia vita, ci sono state delle cose, delle azioni contro la mia famiglia, contro le cose, poi col tempo... C'è una cosa che ti ha ferito, per esempio, di più, che ce l'hai dentro? Che... Sì, ma non la posso esternare. Preferisco non parlarne, sono questioni familiari, no. Non della mia famiglia, ma di mio padre, di cose, quindi preferisco ormai una cosa molto la gioia sofferta. più grande, la gioia più grande invece? Vabbè, al di là il conferimento del... No, la gioia più grande è quando è arrivato Giacinto. Anch'io ambivo ad avere un figlio, fra l'altro aspettato per 12 anni, quindi puoi immaginare con quale ansia, e poi nel 94 è arrivato Giacinto, quindi è stata una cosa bella, un figlio maschio che porta il nome di mio padre, poi è arrivato Filippo Maria e quindi ha confermato questa gioia. Senti, quando sei solo in macchina, no, pensi sempre all'azienda? Ma penso a tante cose, guido innanzitutto con attenzione. L'attenzione è sempre rivolta all'azienda, a qualcosa da fare. Guido con attenzione perché capisco la responsabilità che ho e non posso rischiare di mettere in crisi le aziende, di mettere in crisi il lavoro di 400 persone e di tante altre indirettamente. Però ovviamente penso a piccoli problemi che devo affrontare, che sto affrontando. Perché secondo me il problema quando si ha subito non si riesce ad affrontarlo bene e a trovare la chiave di volta per aprire il problema. Poi bisogna pensare, infatti quando c'è un problema grosso, grave, io finisco, chiudo la riunione, dico poi ne parliamo, andiamo a colazione, facciamo... Magari i miei collaboratori in un primo tempo pensavano che io sminuissi l'importanza di quel problema o non lo capissi a fondo. Invece subito dopo mangiato li richiamavo, ne parlavamo e la mente, le soluzioni venivano non solo a me ma anche agli altri, quindi apprezzavano anche loro questo modo di fare. Fortuna, intuito, capacità, a quale delle tre cose devi ciò che hai costruito? Ma io faccio un ex equo tra tutte e tre, perché un pizzico di fortuna ci vuole sempre nella vita, per tutte le cose che fai ci vuole un pizzico di fortuna. Le capacità, sì, ma non capacità personali. Io dicevo, ecco, vorrei far capire il mio pensiero, che non è tanto sulle mie capacità personali, ma sulla capacità di capire e di trovare le persone che ti danno la possibilità di arrivare a certi livelli. Ecco, questo secondo me è stata la mia fortuna di aver capito questo, di aver trovato, aver saputo selezionare le persone giuste, perché anche questo ci vuole anche fortuna, perché sai, nelle varie selezioni che si fanno non è che tu incappi subito o trovi subito la persona giusta, però avere questo intuito è una cosa molto importante. Quindi l'intuito c'è sempre in quello che hai fatto? Ma sicuramente sì, quando ho preso qui ho avuto un intuito che era, mi sono innamorato di quel panorama di là e sai, quando uno si innamora di una donna e quando ti innamori di una cosa del genere, per me è stata la stessa cosa, cioè quando ho saputo che era in vendita poi mi sono fatto cose da pazzi per poter entrare in proprietà, perché altrimenti questa proprietà di territorio calabrese sarebbe finita in mano a romani, i quali avrebbero sicuramente speculato in un modo, invece io ho lasciato qui che insomma sembra
un grande giardino, una bella cosa. L'arte ti piace? Sì, ma non ho avuto il tempo di coltivarla e quindi in me non c'è questa cosa. Mi piace vedere le cose belle, sicuramente riesco, specialmente se c'è qualche persona competente che me la illustra, che me la fa capire, che mi fa... E allora sì, sono stato per esempio agli scavi di Sibari, lì nella Sibaritide, e c'è stata una persona, la direttrice, che è una persona in gamba, che mi ha fatto capire che cos'erano gli scavi, perché altrimenti tu vai lì, vedi delle pietre, muri a secco, e non capisci. Sì, invece lei ha avuto la capacità di farmi quasi innamorare di quel posto, perché mi ha raccontato le finalità, che cos'erano, che cosa fossero quei ruderi e che cosa c'era prima e che cosa c'è anche sotto quei ruderi, perché pare che ci siano altre 2 città. Quindi tutto questo, poi da lì siamo andati al museo, abbiamo visto il museo lì a Sibari dell'archeologia, e quindi lì hai visto altre cose che facevano, e quindi ecco, dipende. Io non sono portato per questo, io sono un uomo, pragmatico. io sono stato assunto da mio padre come operaio conserviero, ancora mantengo il libretto, una volta c'era il famoso libretto di lavoro, si chiamava, no? C'era la qualifica, io lo conservo, e quindi sai, non ho avuto tempo per coltivare, come una cosa che mi manca e che purtroppo non ho avuto il tempo di coltivare è stata la lingua, almeno l'inglese, no? Ma non avevo tempo, finivo di lavorare alle 8 alle 9, specialmente una volta quando non c'erano i miei figli, quando non c'era un aiuto, non c'era Cinzia, quindi figurati se alle 8 alle 9 uno poteva avere voglia di andare a fare lezioni di inglese. Ecco, la cosa che mi manca è questa, e quindi anche questo il fatto dell'arte, però riesco ad apprezzarla se mi viene spiegata bene. Vivresti in un posto dove non si vede il mare? No, io la mia casa, la mia abitazione ce l'ho giù, e la prima cosa che faccio la mattina a qualsiasi ora, col brutto e col bel tempo, apro la tenda perché voglio vedere il mare. Vedo in lontananza, vivo a Pizzo giù io come abitazione, e vedo il mare e mi fermo anche qualche secondo a pensare a questa grandezza, a pensare questi spazi. Ecco, vedi, io per esempio, perché mi sono innamorato di qua? Io ho bisogno di avere lo spazio, lo sguardo che non si fermi. Non riuscirei a vivere in un giardino meraviglioso con una cinta o con delle piante alte che non ti fanno vedere oltre. Io la sera, d'estate o in primavera, mi siedo in un balcone di questo e guardo i paesi di fronte, Filadelfia, Francavilla, Polia, sono tutto, e so come si accendono le luci pure, perché le luci cominciano ad accendersi da sotto e poi piano piano sale, perché man mano che cala il sole, e quindi queste cose le vivo e me le godo. Questa è poesia, diciamo. No, poesia no. Cioè hai questo animo È poesia nobile. di un operaio. Beh, un animo nobile però, perché queste cose, insomma, le riscontri solo se le senti, se ti suscitano qualcosa. Sicuramente è una cosa molto bella vedere appunto queste montagne, questo paradiso che noi abbiamo a distanza di meno di un'ora dal mare. Noi abbiamo un paradiso che sono queste montagne che in meno di un'ora si arriva a 1000 metri, cosa che in altre regioni è impensabile, ci vogliono code interminabili e noi questo non lo sfruttiamo. Ecco perché uno dei miei interventi a fine anno è stato da Nardo di Pace, perché io sono convinto, e se dovessi andare alla Regione Calabria lo farò, questo lo manterrò, lo sviluppo della Calabria deve partire dal centro, deve partire da questi paesi e poi scendere verso il mare, perché fino ad oggi si è pensato più a tutti i paesi costieri, perché erano turistici, perché erano belli, ma non è arrivato nemmeno le briciole al centro. Senti, uno che alza spesso la voce, si fa sentire, diciamo. Chi io? Sì. Qualche volta sì, quando ci sono delle cose logiche, delle cose ovvie, delle cose che sì, qualche volta chiedo scusa poi, ma è un modo mio di parlare, forse anche nell'intervista ogni tanto, però è un modo mio. Senti, qual è la tua passione più grande? La mia passione più grande è il tonno. La mia passione più grande è vedere un buon prodotto che esce dallo stabilimento e che poi è ripagata dagli apprezzamenti della gente,
E la mia cosa più bella, la mia soddisfazione più grande è quella delle fotografie che ricevo dall'estero, da calabresi che sono in vacanza o vivono in Australia, in Nuova Zelanda e mi mandano la fotografia loro col vasetto di tonno. Ecco, questo è un messaggio per i calabresi, per i giovani calabresi e per quel 30% di under 35 imprenditori che sono andati ad investire fuori, dicono i giornali, che in Calabria si può fare impresa, si può lavorare, si può vivere bene e con tranquillità, però bisogna avere dei riferimenti certi, dei riferimenti alla legalità. Senti, ma una passione che non sia legata al tuo lavoro, ce l'hai una? No, perché vedi, per me la passione di vedere una linea che funziona, poi io sono uno molto pratico, no? Conosco i meccanismi, sono pratico nel campo elettrico, nel campo meccanico, perché da operaio mi sono cresciuto così e gli operai hanno piacere di interloquire con me, perché parliamo lo stesso linguaggio. Quindi questa è la tua passione? Questa è la mia passione.